Il FAI presenta al negozio Olivetti in Piazza San Marco a Venezia una nuova mostra realizzata dai Forma Fantasma, il duo di designer, architetti e artisti che portano, con la cura di Bartolomeo Pietromarchi, una serie di pezzi di design realizzati appositamente con componenti di rifiuti elettronici, di macchine da calcolo obsolete. Visitabile fino al 28 settembre, la mostra è incentrata sugli arredi di design progettati dal duo di artisti, offrendo l'occasione di affrontare il tema sempre attuale dei rifiuti tecnologici. La mostra Forma Fantasma, The Shape of Things to Come, nasce da un incontro davvero eccezionale. L'incontro avviene proprio in occasione di un momento particolare, l'inaugurazione della Biennale di Architettura, che quest'anno è dedicata proprio all'incontro fra arte, scienza, tecnologia. E questa mostra nasce proprio da queste premesse, cioè da una riflessione tra un importante progetto dei Forma Fantasma che è nato nel 2017, Ore Streams, che fa una riflessione sull'impatto dei residui tecnologici nell'industria e nel design e appunto quelli che sono proprio la storia di questo luogo, ovvero di una delle aziende più importanti tecnologiche italiane, la Olivetti. La mostra informa, incuriosisce, approfondisce, educa nel pieno spirito della missione del FAI, racconta come i processi produttivi condizionano la società e la cultura, lanciando inoltre un messaggio costruttivo di fiducia nel futuro. L'intervento all'interno del negozio Olivetti è un progetto cominciato tanti anni fa, nel 2017, sull'industria degli scarti elettronici. I prodotti elettronici stanno diventando sempre presenti ovunque e questo comporta anche un aumento degli scarti di questo tipo. Il riciclo dei prodotti elettronici è estremamente complesso e quello che stiamo guardando qui all'interno del negozio Olivetti è esattamente a questo. Ovviamente ci stiamo rifacendo anche alla storia del negozio stesso, al lavoro di Adriano Olivetti, che in maniera lungimirante aveva costruito dei prodotti non solo elettronici, ma che veramente guardavano al futuro della tecnologia in modo del tutto sofisticato. L'intervento nel negozio quindi riflette in parte sul passato, ma guarda anche al futuro delle cose e come dovrebbero essere disegnate per renderle più riparabili e soprattutto riciclabili.